Elezioni amministrative 2019. Si vota il 28 aprile. 5 i comuni della provincia di Agrigento interessati. Si tratta di Naro, Racalmuto, Santa Elisabetta, Caltabellotta e Alessandria della Rocca, comune questo attualmente guidato da un commissario. Alle urne sono chiamati 26.081 elettori. A Racalmuto sono 4 i candidati a sindaco: Salvatore Petrotto con la lista Racalmuto riparte, Cinzia Leone appoggiata dalla lista Sì Amo Racalmuto, Vincenzo Maniglia lista per Racalmuto, Emilio Messana sindaco uscente con la lista Racalmuto libera e onesta. 8.345 sono gli elettori. Ad Alessandria voteranno 3.118 elettori. 3.907 sono gli aventi diritto al voto a Caltabellotta, dove si ripresenta il sindaco uscente Paolo Luciano Segreto e Calogero Cattano. 8.103 sono gli elettori di Naro. Qui il sindaco uscente Calogero Cremona non si è ricandidato, schierandosi a sostegno di Maria Grazia Brandara, già sindaco del paese ed ex commissario al comune di Licata. Altri candidati a sindaco sono Massimiliano Arena e Vincenzo Giglio, comandante della polizia provinciale. Come detto, si voterà anche a Santa Elisabetta, che risulta essere il più piccolo tra i 5 comuni della provincia. Candidato è il sindaco uscente Domenico Gueli. A sfidarlo sarà Gaetano Catalano. I nomi degli eletti si potranno conoscere solo lunedì mattina. E a proposito di consultazione elettorale, sempre domenica 28 aprile in provincia di Agrigento, sarà interessante seguire l'esito del referendum che dovrà decidere la fusione tra i comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, un fatto storico non solo per le due comunità, ma per la Sicilia. Tra i sostenitori del sì, essendo anche il promotore dell'iniziativa, è l'ingegnere Antonino Margagliotta. Sul raggiungimento del quorum necessario ci sono forti dubbi, visto che il cammino verso il referendum popolare non è stato per niente facile. Perplessità sono arrivate anzitutto dagli anziani di Cammarata, che intendono restare cammaratesi. Dai giovani dei due centri invece si sono aperti spiragli che lasciano sperare i sostenitori del sì. Anche da parte del sindaco di Cammarata, Vincenzo Giambrone, delle riserve sui benefici che dovrebbero arrivare con la fusione. Il nuovo comune, in caso di esito positivo del referendum, si chiamerà Cammarata Gemini.